Ci prepariamo alla celebrazione delle esequie, mantenendo il clima di preghiera e di raccoglimento.
se tu mi accogli. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Caro confratello Ovidio, cari confratelli sacerdoti, diaconi, consacrati, familiari di Don Piero, fratelli e sorelle, tutti, autorità civili, siamo qui per dare il nostro saluto cristiano al nostro fratello Monsignor Pietro Mazzarotto. Non è certo il modo che avremmo desiderato per dargli il saluto. Purtroppo il tempo che viviamo ci costringe a questo numero ridotto, ma noi siamo qui in rappresentanza anche per tutti coloro che avrebbero desiderato essere presenti, molti dei quali ci seguono attraverso le frequenze della Tenda TV e di Radio Palazzo Carli. Anche a loro il mio saluto. Prepariamoci a vivere da cristiani, da fratelli, questo momento di preghiera, di suffragio del nostro fratello. Mettiamoci davanti al Signore con gratitudine, riconoscenza, con fiducia, e consapevoli delle nostre povertà, chiediamo la sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. Signore misericordioso, che al tuo servo Pietro, sacerdote, nel tempo della sua dimora tra noi hai affidato i santi misteri, concedi a lui di esultare per sempre nella gloria del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni fu rivolta a Natan questa parola del Signore: va e di al mio servo Davide, così dice il Signore: quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome, e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre, ed egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Parola di Dio. Dio e roccia della mia salvezza.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non in virtù della legge fu data ad Abramo o alla sua discendenza la promessa di diventare erede del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede. Eredi dunque si diventa in virtù della fede, perché sia secondo la grazia, e in tal modo la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che deriva dalla legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi, come sta scritto: ti ho costituito padre di molti popoli. Davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che non esistono. Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto: così sarà la tua discendenza. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. Parola di Dio. Prendiamo grazie a Dio. Beato chi abita nella tua casa, Signore, senza fine canta le tue lodi. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazare e stava loro sottomesso. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Martedì scorso, il giorno stesso in cui è mancato, mi è giunta da parte di un giornale locale la richiesta di scrivere
qualche battuta sulla morte di Don Pietro. Ho risposto a caldo con queste poche righe che mi sembrano, a distanza di qualche giorno, profondamente vere. Ho scritto così: è difficile riassumere in poche parole la figura e l'esperienza di Monsignor Pietro Mazzarotto. La prima e fondamentale cosa che mi viene in mente è che fu una persona profondamente unificata. Le sue belle e ricche qualità intellettuali, relazionali e spirituali si fondevano profondamente e armonicamente unite nella sua vocazione sacerdotale, condite per di più da un gustoso e sano senso di humor. Una bellissima figura di prete da tutti i punti di vista, si può veramente dire, quella che ognuno si augura di incontrare. Che la vita e l'esperienza di Don Pietro si identificassero con il suo essere prete senza residui, lo scrive lui stesso nel testamento lasciato nell'anno 2000 durante un corso di esercizi e ribadito qualche anno dopo. Dice: da 50 anni ripeto ogni mattina: mio Dio, ti amo, ti adoro, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e sacerdote. Sono sempre stato felice di essere sacerdote nonostante problemi e difficoltà. Che Don Pietro possa aver incontrato problemi e difficoltà è certamente una cosa di cui prendere atto a partire dalle sue stesse parole, anche se magari all'esterno non si sarà potuto cogliere, almeno da parte mia. Comunque prendiamo atto di quanto dice ed è comprensibile. Anche Giuseppe, il santo che oggi celebriamo e a cui il Papa ha voluto dedicare un intero anno di memoria, anche Giuseppe incontrò problemi e difficoltà, ma proprio come Giuseppe anche Don Pietro seppe affrontare questi problemi e queste difficoltà con uno sguardo di fede e con un cuore pieno di speranza. Egli credette, saldo nella speranza, e così divenne padre di una moltitudine di popoli. Così nella seconda lettura San Paolo definisce l'esperienza spirituale di Abramo e la liturgia ha scelto questa lettura applicandola a San Giuseppe. Ma penso che possa definire anche l'esperienza di Don Pietro. Anche Don Pietro credette, sperò e amò fedelmente il Signore. Da 50 anni ripeto ogni mattina: mio Dio, ti amo, ti adoro, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e sacerdote. Proprio la fede, la speranza e l'amore con cui si relazionò con il Signore è all'origine di quella paternità spirituale che caratterizzò la sua vita sacerdotale. Anche lui divenne padre di molti popoli. In questi anni e ancora più in questi giorni ho potuto sentire davvero molte persone che hanno beneficiato della paternità sacerdotale di Don Pietro. Una paternità spirituale che ha dato pienamente senso e compimento alla sua umanità, dandole quell'unitarietà e quell'armonia di cui facevo cenno all'inizio. Indubbiamente Don Pietro era dotato di una personalità molto ricca, sia dal punto di vista intellettuale che da quello relazionale, ma anche da altri punti di vista, quello artistico, anche quello del fiuto economico, di governo, certo, tante qualità. Si può aggiungere anche che era uno che sapeva pensare in grande, sì, certo. E insieme sapeva portare avanti con intelligenza e perseveranza le intuizioni a cui si era convinto che occorreva
dare realizzazione. Pensiamo al Centro Studi Biblici, la Casa Alpina, Radio Palazzo Carli, il suo rapporto con la Terra Santa e altre iniziative a cui dette vita. Ma non fu mai semplicemente un manager, fu un pastore pienamente dedito alla sua gente, che conosceva e amava con cuore di padre e con la quale condivideva gioie e dolori, spesso accompagnato da un pizzico di umorismo con il quale sdrammatizzava e ridimensionava le cose. Eredi si diventa in virtù della fede, così dice San Paolo nella seconda lettura. E noi siamo qui per pregare perché Don Pietro, grazie alla virtù della fede che l'ha guidato nel suo percorso terreno, possa ereditare la gioia eterna del paradiso. Come ha accompagnato tanti fratelli e sorelle all'incontro definitivo col Signore e ha pregato per loro, così noi ora preghiamo per Lui. E insieme invochiamo con grande fiducia e insistenza il Signore perché non faccia mancare pastori come Don Pietro per la nostra Chiesa. Abbiamo davvero bisogno di pastori secondo il cuore di Dio, così certamente è stato Don Pietro. Chiediamo umilmente e insistentemente al Signore di non perderne lo stampo. Al Dio dei nostri padri e di Gesù Cristo, al Dio non dei morti ma dei viventi, sempre fedele alle sue promesse, rivolgiamo fiduciosi, fratelli e sorelle, la nostra comune preghiera. Diciamo insieme: Signore della vita, ascoltaci. Signore della vita, ascoltaci. Per Don Pietro, sacerdote che ha spezzato in mezzo a noi il pane della parola e dell'Eucaristia. O Padre, egli ti ha servito a lungo nel ministero presbiterale, mettendosi al servizio dei fratelli, seguendo in tutto Cristo tuo Figlio. Sii tu per lui il premio che sorpassa ogni desiderio. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per questa comunità parrocchiale di Sacile e per le comunità da lui servite, che attraverso il ministero sacerdotale di Don Pietro hanno riconosciuto e accolto il Cristo Salvatore. O Padre, concedi loro di continuare a crescere nella fede, sorreggile nella speranza, spingile a camminare sempre nella carità. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per la Chiesa in cammino nella storia, o Padre, specialmente in questo tempo di prova per il mondo intero, ottienile coraggio e fedeltà nel diffondere ovunque il Vangelo del Regno, confermando l'annuncio con carità sincera. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per la Terra Santa, tanto amata da Don Pietro, fin dagli inizi del suo ministero,
come rettore dell'Istituto Missionario San Pio X. O Padre, fa che cessi ogni conflitto e divisione in quei territori martoriati da guerre continue. Il rapporto d'amicizia tra la nostra diocesi e la diocesi di Gesù, nato anche grazie al contributo di Don Pietro, continui fecondo per portare frutti di pace e di speranza. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per noi qui riuniti, o Padre, nel ricordo affettuoso di Don Pietro, aiutaci ad avere lo stesso amore che Egli ha dimostrato come un padre verso di noi. Egli con premura si è dedicato al gregge sull'esempio del buon pastore. Suscita e sostiene il desiderio di quanti, sul suo esempio, vogliono dedicarsi al servizio dei fratelli, anche nella vita presbiterale. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Padre Santo, ora lascia che il tuo servo Don Pietro, sacerdote, vada in pace secondo la tua parola. Su questa terra i suoi occhi hanno riconosciuto Cristo Gesù, tua salvezza. Ammettilo senza indugio a contemplare la luce che nella fede e nella speranza attendeva. Per Cristo nostro Signore. Cantiamo insieme Se m'accogli. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore questo sacrificio, a gloria e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
la forza di questi sacramenti concedi, Dio Onnipotente, al tuo servo Don Pietro sacerdote di contemplare per sempre nella sua pienezza il mistero che ha fedelmente servito sulla terra, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Sei tu, Signore, che ci dai la vita e ci sostieni con la tua provvidenza, e se a causa del peccato il nostro corpo ritorna alla terra, dalla quale lo hai formato, per la morte redentrice del tuo Figlio, la tua potenza ci risveglia alla gloria della risurrezione. Per questo mistero di salvezza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. La tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio,
Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Don Pietro, sacerdote, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo, tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i santi patroni Nicola e Liberale, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Guardandovi negli occhi, scambiatevi il dono della pace. Pace.
ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. L'Eucaristia viene ora distribuita al centro della chiesa e presso la cappella del Crocifisso. Cantiamo insieme, sei tu Signore il pane. Vita
Preghiamo. Nutriti dai sacramenti della salvezza, imploriamo, o Dio, la tua clemenza. Dona al tuo servo Don Pietro, sacerdote, di godere in cielo della piena visione dei misteri di cui fu dispensatore sulla terra. Per Cristo nostro Signore. Prima di procedere al rito del congedo, voglio esprimere a nome di tutti le condoglianze ai nipoti, familiari di Don Pietro, alla cara e fedele Vera, che l'ha assistito fino all'ultimo momento, e a nome loro mi permetto di ringraziare tutti voi che avete voluto essere qui presenti per pregare insieme come segno di fede, di speranza e di carità in suffragio dell'anima di Don Pietro. L'accompagni la nostra preghiera. Il nostro fratello Don Pietro, sacerdote, si è addormentato nella pace di Cristo. Uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, lo raccomandiamo all'amore misericordioso del Padre, accompagnandolo con la nostra preghiera. Egli che nel battesimo è diventato figlio di Dio e nel sacramento dell'ordine è stato costituito dispensatore dei suoi misteri, possa ora partecipare al convito dei santi nel cielo. Nelle tue mani, o Padre clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello Don Pietro, sacerdote, confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo, con Lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, o Signore, per tutti i benefici che hai donato al tuo servo in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti ascolta, Signore, le nostre preghiere. Apri a Lui le porte del paradiso e a noi che restiamo qua giù dona di consolarci a vicenda con le parole della fede fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con il nostro fratello, per Cristo nostro Signore. Amen. L'eterno riposo donali, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Ci possiamo sedere. Al termine della liturgia vera e propria desidero invitarvi a fermarvi ancora qualche istante per un momento di commemorazione del caro Don Pietro. Secondo l'indicazione del Vescovo sarebbe bene che esso fosse vissuto sul sagrato del Duomo, ma l'attuale normativa anti-Covid, concordata con le autorità locali e la prefettura, ci chiede di fermarci qui. Sono davvero molte le espressioni di affetto e stima per Don Pietro e di cordoglio alla comunità parrocchiale del Duomo giunte in questi giorni in canonica, e colgo l'occasione anche a nome di Don Andrea per ringraziare i volontari che si sono resi disponibili per i vari servizi e le molte persone che sono state vicine a noi sacerdoti spiritualmente e materialmente in questo momento particolarmente delicato e impegnativo. Un grazie ai confratelli sacerdoti così numerosi. Qui si unisce anche spiritualmente Don Andrea Foresta. Un primo messaggio viene da Sua Beatitudine Monsignor Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, che proprio per desiderio di Don Pietro fece visita alla parrocchia del Duomo e alla città di Sacile nel maggio di 2 anni fa. Chiedo a Katia Scandolo, vicepresidente del Consiglio pastorale parrocchiale, di darne lettura. Gerusalemme, 17 marzo 2021. Ho appena appreso la notizia dolorosa della dipartita per la casa del Padre di Monsignor Pietro Mazzarotto. È un lutto che colpisce profondamente, oltre a me, tutta la famiglia del Patriarcato, soprattutto i sacerdoti di origine vittoriese e opitergina. Esprimo a Sua Eccellenza il Vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo, al clero della diocesi, alla parrocchia e alla città di Sacile, di cui Monsignor Mazzarotto è stato per numerosi anni parroco, sentite condoglianze e la nostra comunione fraterna nella preghiera. Lo faccio non solo a nome mio, ma anche di tutto il Patriarcato. Vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, seminaristi e fedeli che conservano ancora un buon ricordo di questo sacerdote, grande amico della Terra Santa, amante delle Sacre Scritture e attivo promotore di pellegrinaggi in questi luoghi santi. Vogliamo ringraziare il Signore per aver dato alla vostra diocesi e anche a noi questo sacerdote dall'animo intensamente apostolico.
Monsignor Mazzarotto è stato all'origine della vocazione missionaria di un buon numero dei nostri sacerdoti dell'Istituto Missionario San Pio X, di cui era rettore. Aveva sempre la porta aperta per accogliere sacerdoti o seminaristi della Terra Santa nella parrocchia di Sacile. È stato un grande promotore di pellegrinaggi presso i luoghi santi e creatore del centro biblico di Sacile. Ha aiutato efficacemente il nostro seminario patriarcale di Gerusalemme. Quanto è preziosa la sua eredità umana, evangelica, pastorale e missionaria. Vogliamo raccoglierla e viverla nelle nostre chiese, ora e per il futuro. Monsignor Mazzarotto ha scritto libri e articoli, ha avviato iniziative per mantenere viva la meravigliosa comunione ecclesiale tra Vittorio Veneto e Gerusalemme e ha tessuto ottimi rapporti con i patriarchi di Gerusalemme. Tra questi, anch'io ho avuto la gioia di avere una prova del suo amore per la nostra Chiesa Madre, quando nel maggio 2019, sebbene novantenne, mi fece da organizzatore e guida perché conoscessi bene la sua Sacile, Oderzo e certi altri luoghi di interesse missionario della diocesi di Vittorio Veneto. A buon diritto il patriarca Michel Sabbat lo costituì nel 1992 canonico onorario del Santo Sepolcro. E noi oggi, addolorati per il distacco, ma colmi di speranza pasquale, cantiamo In paradisum deducant te angeli, et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem. Nella preghiera presso il Santo Sepolcro di Gerusalemme ricordiamo il caro defunto e tutti voi, con la mia benedizione, Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini. Un secondo messaggio ci è giunto da Monsignor Sabbat, patriarca emerito di Gerusalemme, il quale tra le altre espressioni dice: Monsignor Pietro è rimasto un amico fedele della Chiesa di Gerusalemme, lo ricorderò nelle mie preghiere e credo che il Signore l'abbia già accolto nella Gerusalemme celeste, nella luce e nella gioia eterna. Hanno poi inviato messaggi di vicinanza e di grande sofferenza per non poter essere presenti i figli spirituali di Don Pietro, quei ragazzini partiti con lui per la Terra Santa agli inizi degli anni 60 e che ora sono pastori a servizio della Chiesa di Tunisia e di Gerusalemme. Monsignor Ilario Antoniazzi, vescovo di Tunisi, il quale scrive: il mio cuore è a Sacile, vicino a Don Pietro. Oso copiare Agostino, mio predecessore, dicendo quello che disse il giorno della morte della mamma. Non piango perché il Signore l'ha preso dalla terra, ma anch'io lo lodo e lo ringrazio per averci dato Don Pietro per lunghi anni come modello di sacerdozio e fedeltà al Signore e alla Chiesa. Monsignor Giacinto Marcuzzo, vescovo ausiliare e vicario generale del Patriarcato di Gerusalemme, nel suo lungo e accorato messaggio, tra le altre cose, dice: anche se la distanza geografica che Don Pietro stesso chiamava missionaria è notevole, sarebbe stato un dovere essere presenti assolutamente alle esequie del caro Don Pietro. Il 19 marzo prossimo, allo stesso momento della celebrazione esequiale nel Duomo di Sacile, ci stringiamo insieme a tanti sacerdoti, fedeli, parenti, amici e conoscenti per offrire al caro Don Pietro l'ultimo saluto di preghiera, di affetto e di riconoscenza.
in connessione virtuale e per cantare insieme nel dolore per il distacco, ma nella fede serena di Cristo risorto, il Salmo 22. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, perché tu sei con me, Signore. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Dal Santo Sepolcro di Gerusalemme, di cui Monsignor Pietro era canonico e sentinella, vi ricordiamo tutti caramente in Cristo risorto e in San Giuseppe, di cui celebriamo la festa. Anche Don Pierino Felet, segretario della Conferenza Episcopale della Terra Santa, ha avuto un messaggio ricco di stima, di freschezza spirituale e di filiale affetto per Don Pietro. E conclude il suo saluto dicendo: grazie Don Piero, non dimenticarti di pregare per i tuoi amati preti e la diocesi di Gesù, per Sacile e per l'amata Chiesa che è in Vittorio Veneto, per Vera e le persone che ti sono state vicine. Do lettura anche del telegramma giunto dall'onorevole Vanni Agava, sottosegretario al Ministero della Transizione Ecologica, che ringrazio per la sua presenza, così come ringrazio le altre autorità presenti. Scrive l'onorevole: come recita Papa Francesco, i nostri cari non sono scomparsi nel buio del nulla. La speranza ci assicura che essi sono nelle mani buone e forti di Dio. L'amore è più forte della morte. Conclude questo momento di commemorazione il signor Sindaco di Sacile, Carlo Spagnol, che invito a venire qui con me, il quale rivolge a Don Pietro e a tutti noi una parola di ricordo e di vicinanza a nome dell'amministrazione comunale e della città di Sacile. La città di Sacile, in una giornata avvolta da un sentimento di tristezza, oggi ricorda e vuole ringraziare Don Pietro Mazzarotto. Egli è profondamente riconoscente per la sua lunga e sentita presenza in questa comunità. Ne abbiamo avuto prova anche attraverso le numerose testimonianze che sono giunte in questi giorni da ogni dove. Persone che hanno desiderato esprimere la loro vicinanza con un ricordo, con un pensiero e con parole di ringraziamento. Don Piero è stato un vero esempio di impegno sacerdotale, una figura operosa, un uomo di concretezza, una guida spirituale preziosa. Con tutta la sua determinazione che abbiamo conosciuto nel trovare le energie e le soluzioni per il bene della comunità. Per chi, ancora prima di me, ha ricoperto il ruolo di sindaco, ha trovato in lui un riferimento costante, con il quale promuovere progetti di valore a beneficio della città. Sarà difficile abituarsi a non incontrarlo ancora durante il percorso di ritorno a casa quando, dopo aver celebrato la prima messa, non mancava mai di una parola di conforto, di un suggerimento o di un gesto di sincera amicizia. Di lui conserviamo un'eredità importante, fatta di opere significative che sapremo valorizzare e di insegnamenti che ciascuno di noi porterà con sé. Non nobis solum natis sumus, non siamo nati soltanto per noi stessi. È la citazione che in occasione dei 70 anni della sua ordinazione sacerdotale abbiamo riportato sulla targa a lui donata, per sottolineare l'impegno e l'affetto da sempre dimostrati nei confronti della collettività. Ai suoi familiari, a Don Gianluigi e a Don Andrea, a Graziana e a Vera, alle suore di Maria Bambina e a tutte le persone che gli sono state vicine e che gli hanno voluto bene, rimanga la testimonianza di un pastore che ha saputo meritarsi la fiducia e l'affetto di chi ogni giorno incontrava. Grazie Don Piero, hai lasciato una traccia indelebile nella comunità di Sacile.
Ringrazio il signor Sindaco e ora sulle note della Salve Regina vi prego di defluire in ordine dal Duomo partendo da coloro che sono seduti in fondo seguendo le indicazioni del servizio d'ordine. Ricordo che non sarà possibile fermarsi sul sagrato, ma sarà necessario dirigersi al cimitero oppure tornare al proprio domicilio. Grazie per la vostra intensa e raccolta partecipazione a nome di tutta la parrocchia. Sia lodato Gesù Cristo. Io credo risorgerò. Io